Il cartello che indica il limite temporaneo di portata di 44 tonnellate è stato affisso ieri sul ponte Lombardo, il più vicino a Chioggia in uscita verso le lagune e la terraferma. Nei pressi della struttura stanno lavorando gli operai dell'ANAS, che sono o saranno all'azione a breve anche di notte in altri ponti, lo Stecche, il Brenta, il Sasso e il Trezze. Il limite sarà rimosso al termine delle operazioni in ogni singolo ponte. Peraltro 44 tonnellate rappresenta un carico eccezionale, anche se più di qualche camionista, diretto spesso da e verso il porto di Chioggia, oltre che a rifornire il parco commerciale Clodì, segnala che non di rado tali misure vengono superate e lamenta lo scarso preavviso nel tempo e nello spazio. Il problema ora diventa dove potersi girare e quali strade alternative percorrere. Affollata iniziativa sindacale questa mattina all'Aula Magna di Palazzo Grassi in Chioggia, convocata dalla FAI CISL per dibattere delle indennità di fermo biologico da riconoscere alla marineria. Le erogazioni infatti sono in ritardo e il settore della pesca sobbolle. L'importo relativo alla stagione 2017, ha detto il segretario federale Pierpaolo Piva, è arrivato solo negli ultimi giorni, dopo un'attesa di oltre un anno e mezzo. Non sappiamo ancora quando verranno distribuiti i fondi di pertinenza per il 2018, continua Piva, e siamo disposti a un'azione di forza affinché vengano erogati prima dell'inizio del fermo pesca 2019, ovvero entro l'estate. La FAI CISL quindi non esclude l'agitazione della categoria. La protesta di oggi, organizzata dal Coordinamento per la difesa della sanità pubblica dell'Usole 3, nasce per un duplice motivo. Uno, perché soffriamo di una carenza cronica di personale, medici, infermieri professionali, operatori sociosanitari amministrativi. E due, la cosa più grave, che c'è stata una delibera della Giunta regionale del 13 marzo che declassa l'ospedale di Chioggia. Che significa declassare? Significa farlo passare da ospedale di rete ad ospedale di base. Che significa questa trasformazione? Significa ovviamente meno finanziamenti per quanto riguarda l'attività delle macchine tecnologiche, e l'altra cosa che ci disturba, dato che questo ospedale funziona a pieno regime, cioè tutti i posti letti sono sempre occupati, ci hanno tagliati altri 55 posti, per cui a nostro avviso, se si continua così, se la quinta commissione regionale non corregge le schede, questo ospedale è destinato a diventare un cronicario. Altro aspetto fondamentale è che non vediamo strutture di ricovero intermedie per supportare l'attività di territorio. Questa sera dalle ore 21 al Teatro Don Bosco di Chioggia, ultimo atto della rassegna su Il Sipario, dedicata alle produzioni amatoriali venete. Il piccolo teatro Città di Chioggia porterà in scena la commedia brillante Il marito di mio figlio, di Daniele Falleri, per la regia di Lucio Rossetti. La storia prende a pretesto il coming out di due giovani omosessuali verso le rispettive famiglie, mettendo alla berlina i tabù e la mentalità di un certo mondo provinciale. Niente di serio comunque. Il testo, pur affrontando argomenti di un certo peso e attualità, scivola tra la leggerezza delle gag e i buoni sentimenti che prevalgono sempre. Il biglietto d'ingresso costa 6 euro e si può acquistare la sera stessa a teatro. Sarà recuperato questa sera il concerto che la cantante tosca avrebbe dovuto tenere a Chioggia lo scorso 25 gennaio, quando fu colpita da un'indisposizione di stagione. Appunti musicali dal mondo va in scena dalle ore 21:15 all'Auditorium San Nicolò
e rivela una dimensione dell'artista meno nota al grande pubblico rispetto a quella che la portò a vincere il Festival di Sanremo nel 1996 con Vorrei incontrarti fra 100 anni assieme a Ron. Tiziana Tosca Donati, negli anni, ha girato molto nei continenti, facendo proprie le musiche degli altri popoli e unificandole nel suo sentire. Così stasera sarà possibile ascoltare ninne nanne kazake, canzoni napoletane, ballate brasiliane e molto altro, in forza di una band quasi interamente al femminile, che vede Giovanna Famulari al pianoforte e al violoncello, Massimo De Lorenzi alle chitarre, le giovanissime sorelle Alessia e Fabia Salvucci rispettivamente alle percussioni e ai cori. Il biglietto costa 17 euro per l'intero, 15 euro per il ridotto. La cassa dell'auditorium sarà aperta dalle ore 20. Lo spettacolo è il penultimo della rassegna curata dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense, in collaborazione con Veneto Jazz, che si concluderà la mattina di domenica 5 maggio con gli allievi dell'Accademia Violinistica di Chioggia. Un sereno weekend a tutti voi, amici carissimi di Nato Cazzurra e Meteo Brollo. Dunque, alta pressione in pieno rinforzo in questi giorni, almeno fino a lunedì e martedì, e poi naturalmente grossa sorpresa all'orizzonte, come sembra appunto profilarsi le ultime cartine che abbiamo visto. Ma tornando a noi, sarà un weekend decisamente primaverile e anche oltre. Le temperature stanno guadagnando appunto valori sempre più tardo primaverili, tant'è che domani toccheremo in alcuni momenti della giornata tranquillamente i 20-22 gradi. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione apprezzabile da est durante il mattino, da sud-est nel pomeriggio, termiche appunto un pochino più alte e cieli perfettamente sgombri da nubi, quindi un'ottima occasione per muoversi ovunque voi vogliate andare. Sembra quindi che la primavera voglia congedare appunto il mese di marzo, che si caratterizza, così come è avvenuto per febbraio, attraverso un mese molto secco e naturalmente avaro di precipitazioni. Ma con l'avvento di aprile sembra cambiare questo passo, decisamente cambiare, perché una depressione in sede artica sembra profilarsi ad altezza tra martedì e giovedì con una saccatura piuttosto incisiva, i quali effetti saranno tutti da vedere nelle prossime puntate. Quindi manteniamo alta l'attenzione, però godiamoci questa fase primaverile e divertitevi tutti quanti. Ciao a tutti!